Allora, attenzione, attenzione. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Sta perdendo la vista, che praticamente se chiude gli occhi lei lo sa, pensa quando è intelligente, se chiude gli occhi lei lo sa che chiude gli occhi. Stella di periferia, beh, Marco grossa scarpe poca carne. Chi se mi faceva impressione sta cosa? Grosse scarpe, poca carne, mettete una fetta di carne nella scarpa, te va meglio. Marco grosse scarpe, poca... Marco cuore in allarme, lo chiamavano Marco bypass, chi? Con una madre e una sorella, e la luna è una palla e il cielo è un biliardo. La luna è una palla, il cielo è un biliardo, la stecca ce la metti. Io non so come fanno a inventare. Gianni Morandi mi aveva detto. Gianni Morandi, vabbè, ce ne sta una bella, proprio, arriviamo proprio all'inizio quasi, no, all'inizio proprio no, però quello che faceva, quel gufo, ma faceva impressione, lui usciva dalla roulotte, signore, se la ricorda, usciva dalla roulotte, quel gufo con gli occhiali, che poi ho sempre pensato che i gufi escono di notte, come faceva su Gianni Morandi di notte, mesi e foglie avrei... Ma quel gufo con... che pure un gufo avrà pensato, ma come cazzo l'ha fatta? Ma avrei chiesto. Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha, si apriva la roulotte e usciva il figlio. Bravo, il figlio c'è più scemo rubato. Ma perché scusa, un bambino ti può chiedere la bicicletta, la pista, no? Me lo prendi, o gufo, che cazzo te ne devi fare, o gufo? Ma un'antipatia a sto figlio, ma una cosa unica, volevo tutti gli animali, ma quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha, si arrampicava, sì, me lo prendi papà? Sì, si arrampicava, essendo quasi un uomo scimmia, Gianni Morandi, io glielo prendeva, quel ghiro dormiglione, me lo prendi papà? Sì, quel topo campagnolo, me lo prendi papà? No, già c'è sta che la so con le mamme. Io mi ricordo quando era Nico che veramente andava a vedere i film di fantascienza, erano belli perché si vedeva che erano finti. Cioè Superman, era belli Superman. Io mi ricordo quando mi andava a vedere Superman, che tutti andavano a vedere Superman. Che io mi domandavo, ma perché Superman se ne va sempre all'America o me ne va a Palermo? Qui sta in Sicilia. Tu immagini che c'è Superman a Palermo, dico giusto per dire la mia città, che sta carendo un ponte, arriva Superman e che è tutto, dale coccedo, ciao così, mi sa così, capito? Poi... Tutti a tarare al Superman e poi l'ho portigliena, però chiamata a qualcuno, non è che posso stare tutto il tempo così. Chi no dice, vabbè, c'è Ido che cazzo non ne fotte, cioè, ma poi veramente ci sono cose che sono un pochettino particolari. Io mi ricordo quando andavo a vedere Spider-Man, andavo a vedere i film che erano veri, ora i film sono veri, i film sono la tecnologia te li fa rendere così veri che è tutto scante vero. Quando ti andavi a vedere un film dell'orrore, era un film dell'orrore. Io mi ricordo negli anni '80 c'erano dei film, già solo i titoli, erano bellissimo, i titoli, ricordate i titoli di una volta? Un tranquillo weekend di paura. Ma chi cazzo di titolo è? Un tranquillo weekend di paura. Come se faccio un film e lo intitolo Una magnifica giornata di merda, cioè la stessa cosa. Non aprite quella porta, ve lo ricordate? Non aprì, il titolo era chiaro. Non aprì, ecco qua veramente c'è stato un contrasto tra l'autore e gli attori. Cioè l'autore ha scritto chiaramente non aprite quella porta. E cosa fanno gli attori? Aprono la porta. Ma se tu scrivi il titolo, si attacca. Aprono la porta e ci arriva una contendata con quei pipisoli, con quei pisatà, con quei poracci. Oh, scrivi non apre la porta. Tant'è che mi ricordo che tanto chi non uscire, ma Spaidova ne fece si scrisse la porta e fai che cazzo vuoi. Cioè era questo punto pure io. Funzionava così. Ti collegavi con la vicina di fronte, inseriva la password che era, mi raccomando non lo dire a nessuno, non è cosa. I balli di oggi, voglio i balli. Ma che balli fate oggi? La salsa, la zumba, la capoeira. Mia mamma questi balli negli anni 70 già li faceva in cucina. La salsa di pomodoro, la zumba di pesce
e la capoeira di Malanzana, guagliò. Signori, negli anni 70 c'era la disco music e ballavi tutta la sera con una biondina che sembrava Olivia Newton-John. Oggi, e sottolineo oggi, balli con la biondina che sopra sembra Olivia, ma sotto è John Travolta, guagliò. 3 volte mi è successo. Eravamo io, Natale e Cristiano. Te lo ricordi, Cristiano? Quante volte c'è successo? Eravamo io, Cristiano e Di Stefano. Eravamo non è cosa. E la droga, guagliò, la droga. Oggi purtroppo i ragazzi usano queste pasticche che ti bruciano il cervello. Guagliò, non lo fate che vi fa male, non lo fate. Negli anni 70, signor, la droga era l'erba. E la prima piantina di marijuana in Puglia l'ho piantata io nel mio giardino. Solo che appena è cresciuta mia mamma l'ha ripassata in padella con le orecchiette. Mio padre Nicola 2 piatti se ne è fatti, voglio, sembrava Yuri che è impazzito. Mio papà è impazzito. E andavo dal vicino tossico, che c'aveva un vicino drogato, gli ha dato un cazzotto in faccia. Pum! Ha detto, Mari, vieni a vedere, ho steso il bucato. Il bucato, questo si capisce dopo.